Giallo di Vidori, i genitori di Alex Marangona al contrattacco preparano una querela contro ignoti a cui si aggiunge una richiesta risarcitoria per la morte del loro figlio. Dramma a Montebelluna, 37enne su una bici elettrica cade violentemente a terra, è gravissimo, in ospedale, indagini in corso sul coinvolgimento di un muletto. Valdobbiadene è sconvolta per la morte di Emanuele Spada, sulla benne dell'escavatore con l'ha schiacciato c'era la carcassa di un animale selvatico, forse un cinghiale, voleva interrarlo e il peso potrebbe aver sbilanciato il mezzo. Tenta la razzia di rame in un'azienda di Resana, viene scoperto dai carabinieri, 23enne aggredisce con violenza i militari prima di essere arrestato, ma poco dopo viene rimesso in libertà. L'accordo tra Unione Europea e USA sui dazi al 15% scongiura rischi peggiori, ma le aziende venete restano in allarme e servono misure di compensazione. Una multinazionale americana di cosmetici usava la denominazione Prosecco per alcuni prodotti, una sentenza della Corte regionale di Varsavia accerta la violazione. Non oso immaginare una lista Zaia fuori dal centrodestra, le parole del governatore in quello che sembra un avvertimento al tavolo nazionale che sarà nuovamente convocato tra domani e mercoledì. Posa della Frasca, all'ospedale di Castelfranco per la nuova sede della radioterapia dello IOV, 4 i bunker dotati di attrezzature tecnologiche all'avanguardia per la cura dei tumori e fine lavori a primavera 2026. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi i titoli. Torniamo a parlare della morte di Alex Marangona con i genitori, mamma e papà, che passano al contrattacco con una richiesta di risarcimento della famiglia e una denuncia querela contro ignoti. I responsabili devono pagare, non è stato, dice l'avvocato Tigani, una morte accidentale né un gesto estremo. I risultati degli esami tossicologici, il diario, le sue frasi, i sogni di Alex Marangon ed una verità che la famiglia grida ormai da oltre un anno. Alex non si è ucciso, così l'avvocato Tigani ha annunciato la decisione della famiglia. È una denuncia querela che vogliamo depositare, con la quale la parte privata, quindi insomma i eredi, i genitori, la sorella di Alex, chiedano loro stessi la punizione di eventuali responsabili per la morte dell'amato Alex, come scrivevo, come dicevo. Parallelamente alla questione penale verrà portata avanti anche quella civilistica. L'ipotesi è la richiesta risarcitoria in ordine alle responsabilità per la morte del 25enne trovato senza vita il 2 luglio 2024 a Ciano del Montello. La famiglia, che ha potuto riavere il diario di Alex, ha letto le frasi del figlio di quella sera. Niente fa pensare ad un gesto estremo, ha precisato l'avvocato Tigani. Questa è fantascienza. Poi è tornato a parlare dei traumi riscontrati sul corpo del giovane, lesioni da colluttazione, le cause, quelle, dice, spettano agli investigatori. Di certo la concentrazione di ayahuasca nel sangue di Alex era molto elevata e sintomo di una imminente, di un'assunzione di poco prima del fatto. Va anche detto che tutte le sostanze di cui è composta l'ayahuasca sono tabellate. Una cosa è certa, quelle droghe nell'abbazia di Vidor sono state portate. Di certo le responsabilità ci sono, non è un fatto di certo accidentale, con la prudenza che connota sempre il nostro modo di agire, cercheremo di dare il nostro contributo anche con la presentazione di una denuncia. Nel diario di Alex la ricerca di se stesso, i sogni e i progetti da realizzare e poi quella parola scritta più volte, l'amore per la vita. Ancora la cronaca giudiziaria, con una notizia però che arriva dalla Procura di Gorizia, che ha chiuso le indagini su un presunto giro di appalti truccati per grandi opere pubbliche. Era un'operazione della Guardia di Finanza chiamata Grande Tagliamento e c'è anche la marca coinvolta. Dell'operazione denominata Grande Tagliamento sul giro di presunti appalti truccati per opere pubbliche nel nord-est del valore di 1 miliardo di euro, tra cui il ponte sul tagliamento della terza corsia A4, indagine avviate nel 2018 dalla Procura di Gorizia, era rimasta in piedi solo la contestazione di associazione a delinquere per 7 indagati, rappresentanti di gruppi e imprese di costruzioni tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il pubblico ministero Giulia Capella ha notificato la chiusura delle indagini a Roberto, Renato e Camilla Grigolin dell'omonimo gruppo Veneto, Alberto Santamaria della Super Breton SPA e Paolo Fornasier,
della Cogefor SRL, entrambe nell'orbita di Grigolin, tutti difesi dall'avvocato Bruno Malattia. Cristian Scarsini della Spiga SRL con sede a Tolmezzo, difeso da Sara Franchini, e Claudio Zerba dell'impresa padovana Ecovie SRL, che si è affidato all'avvocato Maurizio Miculan. Nel 2018 la Guardia di Finanza del Comando regionale del Friuli Venezia Giulia aveva eseguito perquisizioni, sequestri e acquisizioni di documenti relativi a 150 gare di appalto per varie opere pubbliche. Un centinaio gli indagati per i quali la prescrizione ha cancellato la contestazione di turbativa d'asta. Il pubblico ministero ha proseguito le indagini per il reato di associazione a delinquere. I 7 indagati sono accusati di essersi associati tra loro e con altri imprenditori del settore degli appalti delle opere pubbliche per lavori edilizi, stradali e assimilati nel Triveneto, allo scopo di commettere una serie di reati di turbativa d'asta, frodi di pubbliche forniture e truffe aggravate in danno dello Stato. Tra le gare oggetto della contestazione nel periodo tra ottobre 2016 e dicembre 2018 spiccano lavori all'aeroporto di Ronchi dei Legionari per oltre 1 milione di euro, manutenzioni e asfaltature stradali in vari comuni dell'Isontino per quasi 2 milioni di euro complessivi, oltre 5 milioni per lavori sulla A23, 50 milioni per un bando triennale di manutenzione di tratti stradali in Veneto e Friuli appaltati da ANAS, 407 milioni di euro per il ponte sul Tagliamento nell'ambito dei lavori per la terza corsia e ancora quasi mezzo milione di manutenzioni e ripristino di strade facenti capo a FVG Strade e manutenzioni e interventi sulla viabilità banditi dai comuni di Corno di Rosazzo e Tolmezzo. Gli indagati ora hanno 20 giorni di tempo per presentare memorie difensive prima che il pubblico ministero si rivolga al GIP per chiedere un probabile rinvio a giudizio dei 7 indagati per il reato di associazione a delinquere. Un grave incidente alle porte di Montebelluna, un 37enne che cade dalla bici elettrica in via Spellanzani. Ci sono indagini in corso sul coinvolgimento del muletto di un'azienda. Sono da poco passate le 15 in via Spellanzani a Montebelluna, collaterale di via Caltrevisana, quando si leva in volo l'elicottero del SUEM 118, a bordo un uomo di 37 anni di origini nigeriane. È gravissimo, lo stanno portando al Cafoncello di Treviso. A terra la sua bici elettrica, chiazze di sangue e poco distante il muletto di un'azienda, questione di pochissimi metri. Una scena questa che viene subito circoscritta dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto. Si deve capire se vi sia stata una collisione, per questo si cominciano a sentire dei possibili testimoni. Quello che è certo è che l'uomo si stava dirigendo al lavoro in una fabbrica sulla Feltrina, in sella alla propria bici, quando improvvisamente è caduto. In via Spellanzani arrivano anche la sorella e il cognato di Lesta, questo è il nome del 37enne. Io ho visto un'altra cosa là, c'è muletto, c'è camion, c'è bicicletta. E bicicletta è proprio rotto. Non può scaduto, è che bicicletta rotto proprio. Io chiedo, c'è telecamera, questa fabbrica mi ha detto sì, c'è camera, tutte le camere funzionano. Quindi tu vuoi capire cosa è successo al tuo amico? Io vuoi capire cosa è successo. Pensa sì, perché c'è muletto vicino alla bici. Io penso sì. E proprio dalle telecamere installate potrebbe arrivare una risposta sia sulla velocità tenuta dalla bici elettrica, sia sul possibile coinvolgimento di terzi. Non si può nemmeno escludere che il 37enne abbia frenato proprio per evitare l'impatto. Le indagini della locale sono in corso. Intervento del Spisal che ha portato anche al sequestro in queste ore anche appunto non solo della bici ma anche del muletto, e quindi si sta appunto indagando sul coinvolgimento di questo muletto. Spisal che era intervenuto anche a Guia di Valdobbiadene per la tragica morte di Emanuele Spada, il 55enne schiacciato dall'escavatore a Guia di Valdobbiadene. C'è un dettaglio che probabilmente rivela la dinamica di quanto accaduto. Sarebbe con tutta probabilità questa carcassa di animale, presumibilmente un cinghiale, ad aver causato la morte di Emanuele Spada, 55enne viticoltore delle Colline UNESCO. Sulla dinamica dell'accaduto stanno operando i tecnici dello Spisal per quello che tecnicamente sarebbe stato un incidente sul lavoro. L'uomo verso le 19 di sabato sarebbe salito tra le sue vigne lungo la strada Torte nella zona più alta a nord di Guia.
Poi si sarebbe messo alla guida del suo escavatore, normalmente utilizzato per la manutenzione dei ciglioni, e si sarebbe recato in questo punto a ridosso della boscaglia per scavare questa buca. Infine avrebbe legato la carcassa alla benna per calarla all'interno del foro, ma il peso dell'animale avrebbe sbilanciato il mezzo, che è precipitato lungo la riva dopo essere scivolato sul fondo del viottolo reso viscido dalla pioggia. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato tra il posto guida e una ceppaia e nulla ha potuto fare la barra proteggi ribaltamento finita tra i rami. Così Emanuele Spada è rimasto per tutta la notte di sabato e gran parte della giornata di domenica, fino a quando la sorella Maricla, non vedendolo rientrare nella casa di famiglia ai confini di Guia e non riuscendo a contattarlo al telefono, verso le 18 si è recata fin quassù scoprendo la tragedia. Subito sul posto si sono recati i pompieri con i sanitari del SUEM che hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Emanuele Spada viene ricordato così da chi l'ha conosciuto. Una persona che faceva parte della compagnia, sai, una volta le compagnie si ritrovavano tutte insieme, andavano in giro a far festa, molto spiritoso, tranquillo e dopo non si sa, negli ultimi anni lo frequentavano molto meno, si era un po' forse rinchiuso nel suo mondo e quindi lo vedevamo poco, insomma, qui a girare. Una vicenda e una dinamica che si è confermata ripropone il tema della fauna selvatica in queste zone. Veramente mi dispiace perché un ragazzo di 55 anni non poteva morire così. Ne approfitto per fare le condoglianze alla famiglia e un forte abbraccio. La vicenda di Emanuele Spada sta colpendo profondamente i viticoltori delle colline UNESCO, perché è l'ennesima vittima di un territorio bello, fragile ma estremamente insidioso, anche per l'azione degli animali selvatici, in particolare cinghiali, sottolinea Francesco Drusiano, uno dei maggiori produttori della DOCG e veterano della coltivazione sulle rive estreme. Il cinghiale praticamente è come una fresa, cioè dove passa fa un disastro, sollevano tutte le zolle di terra e questo è un danno veramente importante per i viticoltori. Praticamente la terra è come fosse stata arata perché è soffice, non scola più, di conseguenza crea delle pozzanghere oppure delle sacche di acqua. Queste qua una volta che si appesantiscono partono e creano le famose lavine o frane. Ecco allora la presenza sulle rive estreme dei piccoli escavatori come quello di Emanuele Spada, ma anche la battaglia continua con la fauna selvatica pesante, in particolare cervi e cinghiali, che sul fondo e ai confini del bosco vanno spesso ad abbeverarsi, a mangiare l'uva e a smuovere il terreno che diventa pericoloso. Ed è probabilmente lì che Emanuele Spada avrà trovato l'animale morto, pensando che l'unica soluzione fosse interrarne la carcassa. Si può morire per un cinghiale? No, questo non dovrebbe succedere, però capisco anche le persone che fanno fatica, lavorano un anno per portare a casa il raccolto. Mi appello un po' alle istituzioni che dovrebbero fare una selezione molto ma molto più incisiva di quella che stanno facendo, altrimenti sulle zone adiacenti ai boschi questi ne fanno di cotte e di crude, cioè non basta battere 50-60 capi, io vorrei dire che bisognerebbe abbatterne almeno 1000 per quelli che abbiamo qua, anche perché come tutti sanno il cinghiale quando partorisce ne fa 10, 11, 9, questa è per cui in un anno si triplicano quelli che sono già esistenti. Ancora la cronaca, un ladro violento scoperto e arrestato mentre stava razziando un'azienda, aggredisce i carabinieri, viene arrestato ma poi poco dopo viene rimesso in libertà, accade a Resana. Abbiamo sentito i cani abbaiare e poi ho sentito dei rumori non normali e poi abbiamo chiamato il proprietario che ha contattato i carabinieri. È stato un residente della zona a lanciare l'allarme segnalando movimenti e rumori sospetti provenienti dalla vicina azienda Pivato. Siamo a Castelmigno di Resana, nel cuore della notte tra sabato e domenica, a entrare in azione una banda di delinquenti che stava tentando di depredare un ingente quantitativo di cavi elettrici in rame. Io non mi sono mosso da casa per proteggere la mia famiglia, insomma, perché non si sa mai qua come... Perché poi quando capitano ste robe uno magari sta dentro anche preoccupato. Non si sa mai perché qua ormai
è un po' tutto un casino. L'arrivo immediato dei carabinieri sorprende i ladri che si danno alla fuga, prima in auto, poi vedendosi braccati a piedi. Sono in 4, ma uno di loro viene bloccato. Si tratta di un 23enne kosovaro residente a Milano che tenta di divincolarsi prendendo i militari a calci e pugni. Scatta l'arresto per tentato furto in concorso, resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Con sé ha un taglierino e 2 telefoni cellulari. Lo stato di fermo dura però il tempo di un amen. Effettuate le formalità di rito, il 23enne viene subito rimesso in libertà trattandosi di soggetto incensurato. La notizia viene accolta anche a Castelmigno con una certa rassegnazione. Allora, avanti così. L'Italia è così purtroppo. Dalla testa puzza il pesce, nel senso che dall'alto bisogna dare esempio, anche per dimostrare ai più piccoli come comportarsi. Troppi furti però, gente che è sbandata, gente che combina di tutto. Siamo veneti noi qua. Abbiamo argomento dalla richiesta di stato di calamità alle nuove soluzioni infrastrutturali. Nel pomeriggio il vertice atteso presso la sede dei Vigili del Fuoco di Treviso per fare il punto sulle esondazioni del Meschio che hanno interessato il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Un vertice voluto dal prefetto di Pordenone su richiesta del sindaco di Caneva per comprendere i problemi e la portata del Meschio, soprattutto per avere un protocollo simile di procedure di intervento. Tavolo tecnico che sarà replicato il 5 agosto prossimo, ma intanto un primo risultato è stato raggiunto. Però prima ci deve essere un'analisi puntuale che si farà già la prossima settimana sulle portate per capire anche i dimensionamenti dei fenomeni, per capire poi successivamente quali sono le ulteriori procedure che possono essere messe in campo automaticamente, compreso un lavoro importante di pluviometri che nel corso del 2025 la Regione Veneto riuscirà comunque ad installare. E poi seguiranno le opere infrastrutturali per mettere in sicurezza i cittadini come bacini di laminazione. Questo tipo di interventi che dovrebbero consentirci di rassicurare, in particolare per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, l'area del comune di Caneva. Sulle opere infrastrutturali e sull'eccezionalità degli eventi atmosferici si sofferma anche l'assessore regionale Bottaccin, che conferma che nel prossimo tavolo tecnico si cercherà anche di dare ai sindaci maggiori poteri di azione e spiega le prossime mosse. Non era mai accaduta una precipitazione nell'arco di un'ora così rilevante, perché il pluviometro più vicino a quel bacino ha segnato 99,2 mm nell'arco di un'ora su quel bacino, che uno è il recupero della ex cava Merotto, quindi adeguando le opere di presa, impermeabilizza, insomma con una serie di interventi, e questo riguarda in modo particolare il Meschio, ma anche un ulteriore bacino di laminazione alla confluenza del Friga e del Carron, che consente appunto di limitare i colmi di piena di questi 2 corsi d'acqua, che sono quelli che hanno messo in difficoltà il Meschio nell'ultimo evento. La Regione Veneto ha ancora 2 miliardi di euro da investire nelle infrastrutture, ma si augura che venga concesso lo stato di calamità per derogare a molti degli interventi necessari. Genio Civile e società di gestione ora si ritroveranno la prossima settimana per attivare le soluzioni più immediate. Per esempio l'installazione di un pluviometro, di un idrometro e anche cercare di affinare tutte quelle procedure e meccanismi di messa in sicurezza che le paratie garantiscono. Spesso per il maltempo è rimasto chiuso il sottopasso della stazione ferroviaria di Treviso, che è ancora chiuso. C'è stato l'attacco in queste ore dell'opposizione del Partito Democratico, ma Casugana nel pomeriggio, nelle scorse ore, ha dettato il calendario di apertura. Il 31 luglio proprio per il sottopasso della stazione ferroviaria, e poi c'è anche la data per l'attesa apertura di Ponte Ottavi, cioè l'8 agosto. Siamo a fine luglio e il sottopasso della stazione ferroviaria di Treviso è ancora chiuso. Nonostante gli annunci del sindaco, che aveva garantito che per la fine di questo mese saremmo riusciti finalmente a riutilizzare il sottopasso, ancora niente, ancora tutto chiuso, ancora impossibilitato un percorso agevole tra San Zeno e il centro. Invito il sindaco e l'amministrazione a smetterla con gli annunci e a dare le notizie per quelle che
che sono. Centrosinistra infuriato con l'amministrazione. Il sottopasso della stazione ancora chiuso è un disagio per cittadini e pendolari che spesso devono correre lungo il primo binario per prendere un treno in tempo, o persone con mobilità ridotta come mamme con i passeggini o anziani. E anche i cittadini cominciano ad essere un po' stanchi. Guardate la situazione com'è, vedete voi. Difficoltà ad arrivare magari ai binari o non si sa dove lasciare l'auto, si arriva anche in ritardo e si rischia di beccare qualche multa. E non riusciamo a muoverci mai ogni volta, 1000 deviazioni ogni volta con gli autobus anche, che influenzano anche gli autobus. Esatto, perché è possibile. Anche le macchine, il traffico. Non ci sono più parole perché capisco che gran parte è colpa del RFI, però voglio dire, il sindaco deve battere i pugni, non è accettabile, lo diremo in consiglio comunale il 31, anzi invito i cittadini che in questo momento sono in difficoltà a venire in consiglio comunale alle 17:30 di giovedì, perché su questo faremo veramente le barricate. Dall'altra parte l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese fa sapere che proprio RFI, Rete Ferrovie Italiane, che è proprietaria e responsabile del sottopasso, ha annunciato che lo riaprirà il 31 luglio, massimo il 1 agosto. No, noi stiamo vigilando affinché RFI, che è proprietaria, quindi le Rete Ferrovie Italiane sono proprietarie del sottopasso e sono quindi competenti e responsabili anche dei lavori. C'è invece la data definitiva per la riapertura di Ponte Ottavi, chiuso dal 1 ottobre scorso, ed è l'8 agosto prossimo, anche in anticipo con il cronoprogramma. I lavori sono al termine e venerdì 8 inaugureremo la riapertura del nuovo Ponte Ottavi. La costruzione del nuovo ponte è sempre un'opera complessa, ci sono state criticità superate. Dobbiamo ringraziare tanto la comunità, i cittadini che hanno sopportato questo sacrificio, perché questa strada è un'importante strada di collegamento. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta il telegiornale di Treviso per parlare adesso di economia con l'accordo sui dazi USA e Unione Europea al 15% che, se scongiura rischi peggiori, continua a preoccupare le imprese. Dopo mesi di discussioni, l'accordo sui dazi USA al 15% mette fine all'incertezza e al rischio di tasse doganali al 30% dal 1 agosto, ma non soppisce i timori per il futuro delle imprese, soprattutto quelle che esportano. Dazi al 15% per le merci esportate negli Stati Uniti dall'Unione Europea sono comunque il triplo rispetto ai dazi medi dell'era pre-Trump, fissati al 4,8%, a maggior ragione per un'area produttiva strategica per l'export italiano come il Veneto, di qui le richieste delle categorie economiche. L'Europa deve continuare a negoziare perché sarà complicato anche comprendere tra soglie minime ed esenzioni quali prodotti potranno essere meno impattati o esentati dalla misura. È chiaro che per tutti i prodotti rimanenti bisognerà pensare a delle misure di bilanciamento rispetto a una penalizzazione del più grande mercato overseas per la nostra regione. Preoccupazione anche da parte delle imprese artigiane su un totale di oltre 64 miliardi di euro di Made in Italy esportati negli Stati Uniti, riporta una nota di Confartigianato regionale. L'11,1% porta il marchio Made in Veneto, cosa che rende ancor più urgente un'azione politica decisa a tutela delle micro e piccole imprese artigiane, anche perché si rischia l'effetto domino su tutta una serie di aziende che non esportano direttamente negli USA, ma ad esempio realizzano componenti per filiere più complesse, come ad esempio l'automotive, che successivamente finiscono nel mercato americano, e cercare altri sbocchi non è cosa che si realizza dalla mattina alla sera. Le imprese, non tutte, anzi probabilmente molto poche, sono organizzate finanziariamente ed economicamente per sopportare eventuali cali di richiesta dovuta ai dazi. È chiaro che gli interventi che deve fare l'Unione Europea e lo Stato italiano è quello di cercare di sopperire in questo momento con azioni di, mi viene in mente la defiscalizzazione, l'accesso al credito, insomma misure che possano far sì che l'azienda superi questo momento fin tanto che le cose cambiano, ad esempio negli USA, oppure si riaprono nuovi mercati. Emblematico l'esempio della provincia di Treviso, seconda in Veneto per l'export verso gli Stati Uniti.
Il mercato USA pesa per 1/10 del totale, quindi è un mercato importante. Tanto per dare un'idea, fatti 15 miliardi in marca trevigiana dell'export, l'export USA pesa 1,3 miliardi, 1,4 miliardi. Intanto, a proposito di prodotti made in Veneto, non solo made in Italy, pensate, c'era una nota multinazionale statunitense di prodotti cosmetici che utilizzava la denominazione Prosecco in Polonia su prodotti cosmetici. Una multinazionale statunitense attiva sul mercato locale tramite un distributore. Bene, con una sentenza emessa l'11 giugno dalla Corte regionale di Varsavia è stata riconosciuta la violazione della denominazione Prosecco. Il giudizio di merito si è concluso in primo grado con una decisione favorevole ai 3 consorzi di tutela rappresentanti in giudizio dalla DOC Prosecco, che appunto ne ha dato notizia in queste ore. Una sentenza che conferma dunque il divieto dell'uso della denominazione per contraddistinguere o promuovere prodotti da corpo anche sulle confezioni e online. Per i presidenti delle associazioni questa azione è importante e segna un precedente significativo per la tutela delle indicazioni geografiche a livello europeo, e dunque stop a questa singolare, potremmo dire, utilizzo della denominazione Prosecco anche sui prodotti cosmetici. Le questioni economiche sono importanti e sono sicuramente uno dei temi per quanto riguarda le elezioni regionali in Veneto, e nel centrodestra continua però a tenere banco un tema in sostanza, quello della lista Zaia. Se il centrodestra non accetta la lista Zaia non può essere presentata, perché deve avere una firma di accettazione da parte del candidato presidente. Questo lo spieghiamo perché c'è qualcuno che è convinto che a prescindere uno possa fare una lista civica e salire sul treno. Non funziona così. E quindi se il centrodestra dice di no, se non c'è questa firma, c'è il rischio che la lista Zaia vada al di fuori del centrodestra, corra fuori dal centrodestra? Ma guardi, io non voglio neanche commensurare questa ipotesi. Penso che ci siano i tempi e la maturità per fare una valutazione seria, di continuare come si è sempre fatto. Questa è una civica che mi segue da quando ero in provincia e non è un soggetto politico. Non vuole nemmeno immaginare una lista Zaia fuori dal centrodestra, Luca Zaia, ma non volerlo immaginare in politica non significa automaticamente escluderlo, e questo nelle ore in cui il forzista Antonio Tajani dice che la lista Zaia non è una buona idea e il leghista Matteo Salvini parla di mera discussione giornalistica. Sullo sfondo l'imminente tavolo del centrodestra chiamato a sciogliere il nodo regionali, candidato presidente in testa, il terzo tavolo in 10 giorni. Penso che siamo ancora a riscaldamento a bordo campo. Quando si inizierà a parlare sul serio è ovvio che io porrò la questione di una lista Zaia, che è un fatto di rispetto e di sensibilità nei confronti di una grande parte dell'elettorato che altrimenti rischia di non andare a votare. Insomma, Zaia a Castelfranco per la nuova radiologia dello IOV non molla e anzi rilancia. Con lui si schiera buona parte dei colonnelli. Io però credo sia un errore madornale rinunciare alla lista Zaia, perché è un patrimonio di consensi che abbiamo in Veneto grazie al lavoro che il presidente Zaia ha fatto. Una discussione che per il centro-sinistra, a partire dal segretario Dem Andrea Martella, significa solo una cosa: che sul Veneto decide Roma, alla faccia dell'autonomia. Sorprende assistere a questo teatrino per cui la vera autonomia non esiste, ma la si subisce da una cena di non veneti che decideranno il nome del candidato di centrodestra. C'è poi l'altro nodo, quello della data delle regionali. Zaia crede ancora in una sorta di election day, escluse Marche e Valle d'Aosta, dove si voterà a fine settembre. Sento gli altri colleghi che comunque sono in linea per trovare una data comune. A questo punto daremo vita a una sorta di election day de casa nostra, no? Ce la faremo noi. Uno Zaia che avete visto, e l'ha detto anche il nostro Cristian Arboiti nel servizio, era a Castelfranco per un importante passo avanti nella nuova radioterapia dell'ospedale San Giacomo.
tecnologiche avanzate. Con la cerimonia della posa della frasca prende corpo la nuova sede della radioterapia dello IOV presso l'ospedale San Giacomo di Castelfranco. Oltre 29 milioni e mezzo di investimento per la realizzazione di 4 bunker, 2 al grezzo e 2 già terminati, che ospiteranno attrezzature all'avanguardia per la cura dei tumori. 4 macchine supportate da risonanza magnetica e TAC, tra le più avanzate dal punto di vista tecnologico grazie a sistemi di imaging di ultima generazione e soluzioni per trattamenti di grande precisione, altamente personalizzati e meno invasivi. Il Linac con RM che è stato acquistato per un valore di 9 milioni di euro è forse l'attrezzatura più all'avanguardia per la radioterapia, perché consente una terapia mirata sostenendo la parte sana del paziente. Ogni giorno verrà fatto il centramento prima di ogni prestazione e a riduzione di organo bersaglio si ridurrà anche il raggio di azione. Un'opera attesa da tempo a Castelfranco e che, dopo un rallentamento per i trovamenti archeologici negli scavi, dovrebbe ora procedere secondo cronoprogramma. Penso che verso la fine dell'anno dovrebbe essere completata la struttura. Parallelamente so che stanno lavorando per l'acquisizione dei macchinari e quindi io credo che nella primavera del prossimo anno verosimilmente si possa pensare di averlo in funzione. E adesso andiamo nel bellunese. Treviso ieri sera, lo abbiamo visto nel telegiornale del Veneto, parliamo ovviamente delle manifestazioni in piazza per disertare il silenzio su Gaza, ma anche a Belluno ieri sera erano in tantissimi. Abbiamo deciso di aderire a questa che è una manifestazione a livello nazionale perché riteniamo che fare rumore significhi che nessuno può dire di non sapere quello che stava succedendo a Gaza, ma anche per svegliare soprattutto chi ci governa sul fatto che non si può ignorare quello che sta succedendo. E Belluno ha risposto in massa nonostante la giornata festiva e un cielo nero a minacciare la pioggia, perché esserci per disertare il silenzio dei potenti sul genocidio in atto da quasi 2 anni a Gaza è stato un segnale di solidarietà nei confronti della popolazione civile palestinese. Il richiamo, una manciata prima delle 22, il suono di una sirena antiaerea. Poi per quasi 45 minuti ognuno ha partecipato facendo rumore con qualsiasi strumento. Anche la chiesa di Belluno Feltre ha aderito e in piazza Duomo, così come in tutte le chiese della diocesi, il suono delle campane si è unito a quello di pentole, coperchi e fischietti. Bisogna prendere coscienza collettiva, altrimenti, come sta succedendo, ci riferiamo lì alla striscia di Gaza e chi pretende di decidere le sorti di tutta quella gente. Succede che ognuno persegue i propri fini e perseguendo i propri fini si distrugge l'umanità, la storia. È inconcepibile quello che sta succedendo e l'arroganza di potere di chi non vuol decidere una via di bene, una via di pace. In città l'evento è stato organizzato da Pace e Disarmo, che ha raccolto l'appello lanciato da Ultimo Giorno di Gaza e da Pax Christi. Vediamo l'apice dell'orrore a Gaza, dove si spara sugli affamati, i morti rimangono senza sepoltura sotto le macerie e si attua la pulizia etnica di un popolo. Bisogna gridare insieme basta, bisogna fare una scelta. O la legge del più forte, che prelude alla distruzione dell'umanità, oppure un patto di convivenza pacifica basato sul disarmo e sulle garanzie di diritti universali per tutti. Spenti i palazzi, quello della provincia e quello del comune, auto parcheggiate nell'area ZTL, l'impassibilità istituzionale di fronte al richiamo delle coscienze per un sussulto di umanità. Intanto però a Sedico l'atto vandalico, il doppio atto vandalico contro un manifesto di solidarietà con i popoli piegati dalla guerra.
Il messaggio non è stato gradito e dunque nottetempo mani mosse da viltà hanno vandalizzato per ben 2 volte il manifesto contro le guerre affisso da Radio Più in un'area di parcheggio al Peron di Sedico. Vogliamo ascoltare il silenzio delle bombe, diceva, tra l'altro messo in tempi non sospetti, molto prima che la situazione degenerasse. È stato strappato 2 notti consecutive. La prima sera abbiamo pensato, riattacchiamolo, chissà, forse è un caso. La seconda volta abbiamo capito che non si trattava di un caso. Non sono stati i temporali a strappare il manifesto. La prima sera è sparita la parte recante il messaggio contro le guerre, la seconda volta quella che riportava il nome di Radio Più. Un danno anche economico per la storica emittente agordina, da sempre in prima fila nel sociale. Tra l'altro non contro la guerra, contro tutte le guerre, perché come sai Tiziana ce n'è purtroppo più di una in questo mondo, e volevamo fare qualcosa di diverso, non il solito ascolta Radio Più che siamo i più belli, siamo i più bravi, ma abbiamo detto lanciamo un messaggio importante su una via di passaggio importante che è la 203 verso l'Agordino. L'episodio spiacevole e inquietante è stato denunciato ai carabinieri di Sedico, che avvieranno le indagini per l'identificazione del o degli autori del danneggiamento. Dopo il crollo di ieri sul Monte Pelmo, versante di Selva di Cadore, è stata chiusa la strada di accesso rifugio Città di Fiume a Malga Fiorentina. È importante per gli escursionisti, prima di affrontare nei prossimi giorni gli eventuali sentieri del Pelmo, controllatene il percorso, perché la frana non è di grandi dimensioni ma comunque in movimento. I dissesti, quest'ultimo e quelli di Cancia e di San Vito di Cadore, sono all'ordine del giorno del Consiglio provinciale convocato domani proprio a San Vito, mentre nelle scorse ore da Palazzo Pironi è partita una lettera inviata a Governo, Protezione Civile, Regione Veneto e Prefettura di Belluno per chiedere un piano straordinario di messa in sicurezza della valle a partire dagli interventi infrastrutturali definitivi sulla 51 di Alemagna, viadotto o galleria artificiale, per garantire continuità e sicurezza alla viabilità ai lavoratori, ai residenti e ai turisti. Interventi urgenti sono richiesti anche a Borca di Cadore e a Vodo, dove si segnalano situazioni di potenziale pericolo. Torna in primo piano il progetto della contestata del bacino del Vanoi. C'è il progetto e ci sono nuovi carotaggi. Il consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi chiede un incontro al consorzio di bonifica Brenta. Illuso chi pensava che il progetto della diga del Vanoi fosse oramai morto e sepolto. Recentemente a Pian di Mottes, nei pressi di Canal San Bovo in Trentino, sono state notate frenetiche attività di trivellazione e carotaggio proprio nel sito che prevedeva l'alternativa progettuale da 20 milioni di metri cubi d'acqua al serbatoio del Vanoi, attraverso la costruzione di un manufatto di terra e cemento armato tra le pareti del Monte Totoga e il Tesino. Il consigliere regionale veneto di Europa Verde, Renzo Masolo, allertato dai comitati, ha presentato un'interrogazione a Palazzo Ferrofini e una lettera nelle scorse ore è stata inviata dal consigliere delegato alla difesa del suolo della provincia di Belluno al commissario straordinario e al direttore generale del consorzio di bonifica Brenta, per richiedere formalmente un incontro in merito al progetto per la realizzazione del bacino del Vanoi. Una richiesta che si inserisce nel contesto delle recenti notizie riguardanti i carotaggi eseguiti nei giorni scorsi in Val Cortella. Interventi che hanno suscitato preoccupazioni tra le comunità locali e anche alle istituzioni del territorio. La provincia di Belluno, che sul tema si è espressa con 2 delibere consigliari di segno contrario, chiede informazioni precise e stringenti sull'iter progettuale e sulle finalità degli interventi in corso. L'obiettivo dell'incontro quindi è quello di aprire un confronto trasparente con il consorzio di bonifica Brenta affinché le istanze del territorio vengano ascoltate e considerate in ogni fase del procedimento. Il consorzio Brenta, senza presidente e senza CDR eletto, al momento è retto da un commissario inviato dalla Regione Veneto. È stato il Consiglio di amministrazione uscente a chiedere e ottenere il finanziamento dal Ministero dell'Agricoltura per la progettazione. Senza la chiusura dell'iter, il rischio è quello della perdita del contributo governativo, quasi 2 milioni di euro, per mettere sulla carta un invaso che nessuno vuole. È il quartiere di Portori a guidare la classifica provvisoria del Palio di Feltre. Sabato la sfida della Cernide ha dato il via ufficiale alla 46esima edizione, aperta in Piazza Maggiore dalla cerimonia di disvelamento del drappo, pregiatissimo trofeo del quartiere che si aggiudicherà con il punteggio più alto e le 4 gare. Il clou domenica prossima in Pra del Moro con la corsa dei cavalli. Vi lascio al meteo, arrivederci.